Gli esercizi di toilettatura per cani sono stati tra i primi esercizi commerciali a riaprire. Siamo a Montebelluna, in via Risorgimento 26 con Silvia. Ecco, in questa fase si è sentita veramente tantissima necessità di riaprire, cioè proprio gli utenti hanno sottoposto a amministratori pubblici la richiesta di avere questa opportunità. Sì, vi dico, io da quando ho chiuso ho comunque continuato a ricevere telefonate di persone che avevano la necessità della toilettatura. Sembra appunto una cosa superflua, ma l'animale adesso, chiamiamolo animale, il cagnolino, il gatto, vive in casa con noi 24 ore su 24, in questo momento soprattutto, e per cui il bagno, soprattutto un certo tipo di razze necessitano effettivamente di una cura dal toilettatore. Sì, io mi sono sentita molto richiesta dai clienti perché mi hanno chiamato, mi chiedevano non potete fare niente e noi abbiamo pressato tantissimo la regione. Ringrazio, sinceramente, Zaia perché ha spinto per la nostra apertura, perché effettivamente c'era bisogno, c'era richiesta, insomma, la gente ha bisogno anche di questo servizio qua. Poi, ripeto, noi abbiamo un distanziamento sociale assoluto perché gli animali per fortuna non sono portatori di Covid e noi con i loro proprietari non abbiamo contatti minimi quantomeno, ecco. Sì, felicissimi di aver ricominciato. Noi abbiamo chiuso come tutti quando c'è stato il lockdown e con le varie associazioni dei toilettatori eccetera, insomma alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo aperto un pochino prima, ahimè mi dispiace per chi è ancora chiuso, però ne avevamo anche bisogno e voglia di tornare a lavorare. Noi siamo aperti dal 1988 e portiamo avanti la toilettatura, vuol dire tosatura, taglio a forbice, lo stripping, il lavaggio dei gatti, eccetera, eccetera, insomma taglio unghie, tutto quello che riguarda la cura estetica di cani e gatti. Allora, Alice e Filippo erano due Yorkshire Terrier venuti dall'Inghilterra, Prince Philip e Lady Alice per essere precisi, ed erano i cagnolini, diciamo, delle mie ex titolari che poi hanno ceduto a me l'attività e io continuo a portare avanti con molta soddisfazione. Io sono molto contenta di essere tornata a lavorare non solo per una questione economica, ma perché a me piace moltissimo il mio lavoro. Adesso ho Giulia che mi dà una mano e il nostro lavoro è una passione, soprattutto principalmente una passione.